shine every day. Siamo con Piero De Iurco di Servazzano Dentro, in provincia di Padova. Abbiamo installato questa primavera una batteria di accumulo della Sonnen da 6 kW. Abbiamo migliorato l'attuale impianto, un impianto fotovoltaico installato col secondo conto energia circa 8 anni fa, un impianto di circa 3 kW. Sono anche qui per aiutare nel monitoraggio dell'andamento dell'efficientamento della casa e parimenti anche di dare un contributo per quanto riguarda la Sonnen Community e quindi l'obiettivo di avere la bolletta zero. C'è un'ultima premessa che devo fare, abbiamo installato la batteria in garage, giusto? L'abbiamo installata tra l'altro con una tecnologia un po' diversa, quindi studiata, proprio perché nella famiglia c'è anche la figlia che ha una malattia genetica per cui interferenze di wifi non erano ben accette, diciamo. Niente, ti faccio una semplicissima domanda: come si è comportata Bioenergia, come mi sono comportato io, e a te la parola. Ma io con Bioenergia posso dire solo che bene fin dall'inizio, nel senso io stavo per fare marcia indietro, nel senso che avevo paura dell'installazione della batteria per i problemi di mia figlia. Poi invece abbiamo risolto il problema brillantemente, nel senso che il montaggio è stato fatto in maniera diversa da quella normale, per cui non ho più avuto problemi. Anche la figlia è venuta in Italia e non ha sofferto di nessun tipo, perché lei ha difficoltà sia a stare vicino ai telefonini, per esempio, che ai computer. Per cui pensavamo che, in analogia a quello che avevo io vicino, no, per quanto riguarda il collegamento wifi, no, con la batteria, pensavo, invece non ho avuto nessun tipo di problema. Devo ringraziare appunto il vostro incaricato, perché lui fin dall'inizio è stato molto, secondo me, molto professionale nella spiegazione, che di questi tempi non è una cosa automatica, perché io sono abituato a fare consulenza, per cui gradisco che anche quelli che mi vedono qualcosa facciano altrettanto. Ho avuto questa soddisfazione di avere una buona consulenza e continuo ad averla. Ti ringraziamo per la tua testimonianza, grazie per averci messo la faccia e sai che come sempre se hai bisogno siamo qua. Okay, grazie.